Oggi nasce uno sportello per intercettare finanziamenti e poterne usufruire al meglio. Sì, l'iniziativa è finalizzata a supportare le stazioni appaltanti che intendano affidare la progettazione a liberi professionisti per fruire di flussi finanziari non solo ordinari, quindi fondi regionali, statali e comunitari, ma anche e soprattutto per fruire nel migliore dei modi dei flussi speciali del Recovery Plan recentemente varato dal governo. Ciò nella consapevolezza che oggi noi sicuramente non possiamo perdere un'occasione così importante per modernizzare la pubblica amministrazione, per rafforzare il sistema produttivo nazionale e per ridurre la povertà diffusa. È chiaro che con il confronto con le stazioni appaltanti in relazione alle opere da realizzare cercheremo di promuovere procedure che premiano la qualità del progetto, il talento dei professionisti, quindi ci rivolgeremo soprattutto alla procedura del concorso, in linea con quelli che sono i bandi tipo redatti dalla Regione Siciliana. Però vorrei dire che il nostro obiettivo specifico è quello di rilanciare il settore delle costruzioni, che riteniamo un settore fondamentale per far ripartire l'economia del nostro paese, specie in quei contesti territoriali come il nostro, dove, secondo i dati censiti recentemente dalla Cassa Edile, il settore delle costruzioni negli ultimi 10 anni ha perduto ben 4.300 posti, ben 707 sono le imprese che hanno chiuso i battenti, con una conseguente perdita di 23 milioni di euro in termini di salari per gli addetti ai lavori, per i lavoratori del settore. Nasce proprio lo sportello bandi, nasce su iniziativa di tutto il Consiglio dell'Ordine, rappresentato dal nostro presidente architetto Rino Lamendola. Nasce da supporto a tutte le amministrazioni e tutti gli enti locali provinciali per dare una mano nella redazione dei bandi e l'utilizzo degli stessi messi in campo dall'Assemblea regionale della Regione Sicilia. Bisogna riconoscere, che la problematica delle amministrazioni oggi è proprio questo, lo snellimento delle procedure. Noi ci siamo, l'Ordine darà una mano anche nel rispetto della congruità del compenso da porre a base d'asta, nel rispetto, dei nostri colleghi che parteciperanno agli bandi stessi. Sperando di avere un'efficacia lo stesso, a livello locale e a livello provinciale, per la ripartenza dei lavori pubblici che con questa pandemia hanno bloccato un po' quella che è l'economia di tutto il territorio. Sarà uno sportello fisico? Dove si trova la sede? Lo sportello sarà all'interno della nostra sede dell'Ordine e poi si organizzeranno delle riunioni decentrate e localizzate per ogni comune. Metteremo in disponibilità delle amministrazioni una piattaforma dove poter comunicare le criticità che hanno, e ci sposteremo con il Consiglio tutto, con i suoi delegati che io rappresento in questo minuto sui lavori pubblici e sui bandi stessi.